Amici di Directa Sport, siamo a Sassari, buonasera dal Pala Sant'Oru, pochi minuti dall'inizio della sfida tra Lions Sassari e Sardegna Handball Team e la stracittadina valevole per la settima giornata del girone A del campionato di Serie A2 di pallamano femminile. Noi in compagnia del presidente delle Lions Sassari, Vanna Pillito, a farci compagnia in questa rapida pre-partita. Presidente, girone equilibrato, le ragazze continuano a crescere. Cosa vi aspettate da questo derby? Ci aspettiamo il meglio, naturalmente la vincita, però vediamo un po' come va a finire la partita e le ragazze danno il tutto per tutto. Stanno migliorando, come abbiamo detto, non ci aspettavamo questi risultati perché la squadra naturalmente è piccola come noi diciamo, però andiamo. Si dice sempre che il derby è una partita speciale, come hanno vissuto le ragazze ma anche voi in dirigenza fuori dal campo, l'attesa per questa stracittadina. Un po' in ansia, veramente, però dai, se vediamo le ragazze tranquille anche noi dirigenti siamo tranquilli. La prospettiva all'inizio era quella di far crescere soprattutto le ragazze giovani affiancate ad elementi di esperienza, forse i risultati stanno mostrando qualcosa in più di quello che vi aspettavate. Siete sì terze in classifica, ma di fatto la prima posizione è lontana solo un punto. Quanto siete soddisfatti e pensate che le ragazze abbiano fatto anche qualche passo in più rispetto a quanto preventivato? Sì, senz'altro il passo in più è stato fatto alla grande. No, non ci aspettavamo una posizione del genere, la verità. Però anche le piccole stanno crescendo a fianco a queste, chiamiamole di esperienza. Va bene così. Perfetto, dato che anche le direttrici di gara ci hanno raccomandato di abbandonare il parquet nel minor tempo possibile, io ringrazio Vanna Pillito, presidente Lions Sassari, per averci fatto compagnia in questo rapido pre-partita. Ci prendiamo una piccola pausa, ci risentiamo fra qualche minuto per la diretta di Sardegna Handball Team Lions Sassari dal Pala Sant'Oru di Sassari. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Amici di Directa Sport, siamo a Sassari, benvenuti al Pala Sant'Oru. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Simone Satta si apprestano a raccontarvi Sardegna Handball Team Lions Sassari. È la settima giornata del girone A del campionato di Serie A2 di pallamano femminile stracittadina, tutta sassarese ad aprire il weekend di Directa Sport. Noi con le squadre nei pressi della linea laterale a ultimare i convenevoli pre-gara, a darvi lettura di quelli che sono gli elenchi a disposizione dei due tecnici, partendo dalla Lions Sassari di Florentina Pastor, che ha portato con sé per questo derby il numero 1 Martina Giona, il 2 Giada Podiga, il 4 Martina Del Rio, il 5 Sara Scanu, il 7 Valeria Mastitelli, l'8 Laura Profidi, con il numero 9 c'è Fatundi Aie col 13, Giulia Reccagni col 14, Cinzia Canova col 15, Francesca Caui, il numero 16 e Margherita Lepori col 17, Giulia Di Bona col 21, Martina Unida con l'88, Cristina Piras col numero 97, Claudia Amadeo a chiudere il roster del tecnico rumeno, il numero 99 Veronica Furesu. In maglia gialla invece il Sardegna Handball Team di Barbara Tetti, con il numero 1 Laura Piu col 2, Maria Camilla De Murtas col 5, Fabiana Idili col 6, Enrica Ganga con l'8, Irene Polo col 12, Giulia Foisi il numero 13 e Ramona Sandu il 15, Roberta Riu, Carlotta Usai col numero 16, Viviana Porcuvil col 19, Marta Marras col 20, il numero 29 è Piera Zorda col 33, c'è Marianna Mastino col 78, Domenica Sata col 99, Tania Pintus. Squadre che arrivano alla stracittadina reduci da una vittoria, la squadra di Florentina Pastor, che ha battuto su questo parquet Cassano Magnago 21-20 nella sfida che vi abbiamo raccontato domenica pomeriggio. Sardegna Handball Team reduce invece dalla
netta sconfitta in trasferta in quella di Dossobuono, là dove la Venplast si è imposta con il punteggio di 37-25, 8 punti per le Lions, 4 per il Sardegna Handball Team. La sfida di andata che è terminata con la formazione di Pastor vincitrice con il punteggio di 21-20, primo attacco per la squadra di Barbara Tetti, che nel corso di questa prima frazione proverà a offendere a sinistra e a destra rispetto al vostro punto di osservazione. Maglia gialla con inserti neri, pantaloncini neri, quasi tutta in nero la squadra invece del presidente Pillitu, che ci ha fatto compagnia nel corso del prepartita, offrendoci un bilancio di quello che è stata la prima metà di stagione delle sue ragazze. Il primo attacco del Sardegna Handball Team che non ha dato grossi problemi a Gione, allora sono le leonesse sassaresi a orchestrare il primo attacco della sfida con il tiro di Dibona sulla carambola. Ancora possesso Lions, palla sui 6 metri per Valeria Mazzitelli e il suo. Il primo gol della stracittadina arrivato dopo poco più di un minuto sul cronometro del Palasantoru. Hanno sbloccato le leonesse sassaresi, terza in classifica in un girone a 6, ma lontane solo un punto dalla vetta occupata da Brescia ed Dossobuono. Attaccano le Lions, scivolando di Aie, non ne approfitta Idili, arriva la chiusura con fisicità di Cristina Piras, arriva il fischio arbitrale, duo di fischietti composto dalle signore Carmen Onnis e Andrea Pepe. Sandu per Sata, esce forte Piras su di lei, Sata che trova il primo palo, Giona va dall'altra parte, pareggia il Sardegna Handball Team, il primo gol della partita anche per la formazione in maglia gialla, siglato da Domenica Satta, ex giocatrice di Acciare Parodi, Regalbuto, Teramo e Nuoro, dal 2017 a vestire la maglia del Sardegna Handball Team, sicuramente la giocatrice più esperta e dal palmarès più blasonato tra quelle a disposizione di Barbara Tetti. Sandu a negare la ricezione a Scanu, difende 5+1 la squadra di Tetti, trova spazi sui 6 metri la squadra di Pastor, arriva il gol di Giulia Dibona, mattatrice nella sfida interna contro Cassano Magnago, andata in doppia cifra per gol segnati. 10 dei 21 gol delle leonesse turritane sono state firmate dal numero 17, che ora va a difendere assieme alle sue compagne. Idili prova ad andare contro Ndiaye, arriva il fischio arbitrale che sorride all'attacco della Sardegna Handball Team. Pallone rimesso in gioco a vantaggio di Sata, che prova a saltare Dibona. Arriva un altro fischio contro la difesa. Sandu da Zorda, ancora per una delle ex di turno. Sata che prova ad andare 1 contro Ndiaye e trova il secondo palo. La sua conclusione è sporcata dal piede di Giona, che evita il gol con l'aiuto del palo. Dall'altra parte Fatou Ndiaye a siglare il primo mini parziale in favore delle Lions. 3-1 il punteggio in questi primi 3 minuti e mezzo di primo tempo. Pubblico sugli spalti equamente diviso tra sostenitori di ambo le parti. Sata da Zorda, tra Sata da centrale. Si cerca Marras, un'occhiata in ala e continua a esplorare la fascia centrale di campo. Arriva il fischio contro l'attacco, anzi contro la difesa. Cartellino giallo per Dibona. Allora si riparte dalle mani di Marras. Sata da Zorda, De Murtas, la Sata, una finta di tiro, Dibona non ha bocca. Si torna in ala, ricezione complicata per De Murtas. Zorda dai 9 a trovare il secondo palo. Gol di Piera Zorda, 3-2. Ndiaye, Dibona, si fa sentire il pubblico del Palasantoru. Piras prova a infilarsi tra le maglie difensive del Sardegna Handball Team. Forza la conclusione che termina al lato senza impensierire Laura Piu, estremo difensore ex Città dei Candelieri. Dall'altra parte è stata a saltare la pressione di Piras, fischio di Pepe che concede
il 9 metri al Sardegna Handball Team. È stata a giostrare l'attacco della squadra di Tetti, Pastor a richiamare la sua difesa. De Murtas, Zorda da Satta per Marras, il taglio in posizione di doppio pivot di Idili. Marras non trova spazio per la conclusione, è stata finta di andare da Zorda e prova a prendere la fascia centrale, arriva l'irregolarità commessa da Piras ai suoi danni. Satta ancora per Zorda, palla schiacciata a terra per Riu. Rimane in attacco il Sardegna Handball Team. 2 vittorie e 4 sconfitte fin qui per la formazione ora con la palla in mano. Satta da Sandu, Di Bona prova a prendere lo sfondamento, il due arbitrale non si impietosisce. Poi Canova forte contro Satta, le scintille della stracittadina. 24-04 al termine del primo tempo, guida la squadra di Pastor 3-2. De Murtas da Zorda, ancora forte Canova su una delle 2 realizzatrici del Sardegna Handball Team. Satta forza, Giona para sul primo palo, poi l'apertura rapida di contropiede che imbecca Cristina Piras. Quarto gol per le Lions, quarto marcatore diverso. Si sblocca anche il bottino personale del numero 88. Lions Sassari fin qui miglior attacco del girone ma anche miglior difesa, numeri un po' atipici quelli della squadra di Pastor. Il tiro di Sandu respinto da Giona, poi sfortunata la stessa numero 13 perché tocca quando la palla è già all'interno dell'area dei 6 metri. Dall'altra parte riparte la squadra in maglia nera. Cristina Piras a punire il rientro pigro della fase difensiva di Tetti, a scavare il primo mini solco in questo derby. 5-2. Satta per Sandu che batte Canova sul primo passo, arriva l'aiuto di Bona a scoraggiare la conclusione del numero 13. Satta prova a caricarsi fin da subito sulle spalle e responsabilità del suo attacco. D'altra parte il fischio arbitrale a rendere mano il gol di Di Bona. Allora 5-3 Lions, Sardegna Handball Team, palla in mano. Satta da Sandu, Zorda, minchiata in ala, si torna per via centrali da Sandu, ancora Zorda, un palleggio, poi Satta che prova a partire da lontano, presa difettosa del numero 78 che dialoga con Idili. Sandu finta di andare, di nuovo da Satta, batte Canova e deposita sul fondo della rete il gol, il primo della sua partita, quello che fa il -1 per la squadra di Tetti, che qua va a centimetri dalla palla recuperata. 9 metri per le leonesse sassaresi, vantaggio di un gol. Mazzitelli, Di Bona, Scanu, Ndiaye. Mazzitelli viene fuori dai 6 metri per collaborare alla circolazione di palla. Di Bona, Scanu, ribaltamento da ala a ala per Piras, non si fa solo prendere la difesa di Tetti, poi Piras cerca il tiro con angolo complicato, c'è il tocco di Riu, si riparte dal lato, palla già rimessa in gioco, ritmi alti al Palasantoro in questi primi 9 minuti di partita. Scanu, Di Bona, lambire l'incrocio dei pali, si riparte dalle mani dell'estremo difensore classe 1997. Satta a superare la linea mediana, Zorda, allora Riu, poi va a rioccupare la sua posizione sui 6 metri. Satta per Sandu, ancora Satta, pasticcia del numero 78 e dell'attacco del Sardegna Handball Team, palla persa. Allora nuova chance offensiva per le Lions con Ndiaye, Mazzitelli, Di Bona dialoga su spazi stretti, la squadra di Pastor si apre spazio sui 6 metri per la conclusione di Profili, fermata al momento della conclusione, motivo per cui il gioco ripartirà dai 7 metri là dove arriva la possibilità
per le Lions di riportarsi sulle +2, possibilità affidata alla mano destra di Giulia Di Bona. 19:55 all'intervallo, Di Bona contro Piu, Di Bona sulla traversa, non tocca il soffitto del Pala Santori, ma che ricade docile tra le mani di Piu. Dall'altra parte Sata provare a battere Mazzitelli e deve in qualche maniera arginare il mismatch in termini di centimetri. Si ritrova costretta a fermare fallosamente il numero 78 che ora agisce da terzino sinistro, batte ancora Mazzitelli, bella palla per il taglio di Sandi che trova il palo, Giona battuta, graziata qua la difesa Lions, fischio contro l'attacco per l'infrazione dei passi di Sarascano. Allora Sardegna Handball Team con Sata che va da Sandi, strattonata in maniera piuttosto evidente, se ne avvede il duo arbitrale. Allora si riparte dalle mani di Riu e va da Sandu, Zorda per Satta, si fa vedere e riceve De Murtas. Satta, Zorda, l'incrocio tra 13 e 29, si torna da Satta, finta di tiro, Mazzitelli deve faticare non poco per provare ad arginare la ben più esperta avversaria. Altro fischio contro la difesa, per la palla in mano per Satta, De Murtas ancora Satta con l'iniziativa personale, la schiacciata a terra, se la cava Giona con il piede destro, non arriva il fischio arbitrale che sarebbe stato gradito da Domenica Satta. Dall'altra parte Di Bona, scusate, la palla arriva in ala per Profili e trova il gol. Prima rete nella partita per Laura Profili nel finale di partita contro Cassano Magnago. Sono arrivati 2 gol pesantissimi di quella che anagraficamente non solo è la giocatrice più esperta a disposizione di Pastor. Sandu prova a prendere la fascia centrale, spintonata in maniera irregolare da Canova. 18 minuti al termine del primo tempo, conducono le Lions 6-4. Non è complicato, Sardegna Handball Team vicino alla palla persa, ci mette una pezza De Murtas e poi va da Sandu che tira sul muro di Di Bona, sulla carambola anche un po' fortunata Andiaie, palla che arriva da Giona e allora Scanu da Profili, Di Bona, Scanu, Diaie, ora a gestire un minimo il ritmo, Savio forsennato la squadra di Pastor, Diaie da Pidas, pallone per Di Bona, andata irregolarmente da Sata, intervento falloso ritenuto meritevole dei 2 minuti da parte di Domenica Sata. 120 secondi di superiorità numerica per la squadra, palla in mano e in vantaggio di 2 reti. Teti a bordo campo pronta a chiamare il time out. Diaie, Di Bona, Scanu, Di Bona, ribattimento in ala per Pidas che cerca il secondo palo, trova il secondo palo, diventando così il miglior marcatore della partita. A quota 3 avvicendamento tra i pali per Barbara Tetti, fuori Laura Piu, dentro Marianna Mastino, accolta agli applausi del pubblico, l'altra ex di turno al pari di Sandu. E ora va da Idili, un'occhiata in ala, poi si torna per vie centrali, Zorda da terzino a terzino, Idili una finta per far saltare solo parzialmente Ndiaye e poi la ricezione difettosa per Riu, palla persa per il Sardegna Handball Team. Noi ci avviciniamo a piccoli passi verso la metà del primo tempo qui al Pala Santoru, teatro di questo derby sassarese tra Sardegna Handball Team e Lions Sassari. Di Bona per Ndiaye, si cerca Mazzitelli sui 6 metri, riesce a trovare il secondo palo e va il doppiaggio per le Lions. Idili, Sandu, Zorda, De Murtas, ancora da Zorda, Sandu, Idili. Ora il numero 13 in maglia gialla prova a infilarsi tra Di Bona e Canova. Arriva il fischio arbitrale. Zorda, da De Murtas, para Zorda, Sandu, Idili, prova a forzare la conclusione. Giona parte prima,
Arriva il gol di Fabiana Idili che sorprende il numero 1 Lions nel centro, lo specchio della porta da lei difesa. Dibona, Diaye in ala da Piras, stavolta la conclusione è troppo larga. Va Mastino ad affrettare la ripresa del gioco andando da Sandu. Satta, Idili, Satta, Sandu, Zorda, sale De Murtas, Satta, forse un attimo di spazio per il numero 78 che non si avvede del tutto, ribaltamento ancora per Satta che forza la conclusione contro la difesa di Ndiaye. Il fischio di Onnis a decretare il 7 metri per la squadra in maglia gialla. Altro avvicendamento tra i pali, stavolta in casa Lions, fuori Giona, dentro Furesi e Idili con la palla in mano per portarsi sul -2. E dal fischio arbitrale parte Idili, Furesi tocca ma non può evitare il gol del numero 5, 8-6 Lions. Dibona, Scanun Diaye, Piras, Diaye, mischiare le carte in difesa Barbara Tetti, forza la palla persa da parte delle Lions, pasticcio poi in ripartenza di Zorda che vanifica il lavoro difensivo, errore immediatamente punito da Giulia Dibona. Per il 9-6 aveva lavorato bene qui la difesa del Sardegna Handball Team, salvo poi vanificare la palla recuperata. Satta a scambiare con Sandu, Zorda, Sandu, Satta, per Zorda, circolazione prolungata tra centrale e terzino. Satta che prova a mettersi in proprio, il fischio è ancora contro l'attacco. Le Leonesse che provano a scappare via nel punteggio, avanti di 3. Pasticcia Scanu, il fischio arbitrale così come è avvenuto nei confronti di Zorda poc'anzi. Entra Canova, Sandu da Satta, Zorda, ali finora poco coinvolte nell'attacco di Barbara Tetti. Satta, impara da Sandu, salta Canova, arriva il raddoppio di Mazzitelli, falloso. E allora nuova chance offensiva per il Sardegna Handball Team. Rio a rimettere il gioco il pallone, Zorda a scambiare con De Murtas, Sandu, brancata da Dibona, Zorda per De Murtas, prova a mettersi in proprio. È arrivato il fischio antecedente, la conclusione di Maria Camilla De Murtas, dall'altra parte Mazzitelli sui 6 metri, la parata di Mastino col piedone sinistro a negare il 10° gol delle Lions. Dall'altra parte Sata, no look per Idili, a tu per tu Angiona a punirla sul primo palo per il 9-7. Si esalta il pubblico di parte Sardegna, partita equilibrata in questi primi 17 minuti e mezzo abbondanti. Dibona, Scanu, Diaye, era Scanu, la chiamata di Dibona a pilotare Mazzitelli, a Sandu vicina alla palla recuperata, eccesso di confidenza per Sarascanu. Dibona, Mazzitelli, presa difettosa per il numero 7, ancora Scanu, anzi Sandu vicinissimo alla palla recuperata, Dibona sul palo, poi Mastino con la grande parata a negare il 10-7 e esaltare la sua panchina. Sata ai 10 metri, corre in corsa, Giona a leggerne bene le intenzioni, non si abbassano neanche per sbaglio i ritmi al Pala Santori. Arriva il fischio arbitrale, si ferma la partita, 11:31 all'intervallo, Lions 9, Sardegna Handball Team 7, ci prendiamo una piccola pausa anche noi. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Dai 65 anni in poi la vaccinazione contro l'influenza è gratuita.
Chiedi al tuo medico. Visita il sito vaccinarsiinsardegna.org. Minuti 31 secondi all'intervallo qui al Pala Sant'Oru. Lions Sassari 9, Sardegna Handball Team 7. Gara che si ferma immediatamente perché c'è da asciugare il parquet sassarese per preservare l'incolumità delle contendenti. 9-7 per la squadra di Florentina Pastor. Noi ad approfittare di questa pausa per ricordarvi i marcatori della sfida: 3 reti per Cristina Piras, 2 a testa per Mazzitelli e Di Bona, un gol per Profili Ndiaye in casa Lions. Per il Sardegna Handball Team 3 gol di Idili, 2 di Satta e 1 per Sandu e Zorda. Di Bona da Profili, Scanu a centrale, provare a battere Sandu, riuscirci piuttosto facilmente. Altra infrazione di passi del numero 5. Non perdonano Pepe Onnis, palla persa Lions. Satta con la finta da Sandu, perde un po' di ritmo l'attacco del Sardegna Handball Team. Zorda da Satta che fulmina sul primo palo Giona e trova il punto del -1. Di Bona, Ndiaye, Piras, accompagnata all'uscita dalla difesa del Sardegna Handball Team. Scanu vicino alla palla persa, poi Profili, Di Bona a sfiorare solamente, favorendo la ricezione di Ndiaye. Squadra di Pastor che ora prova ad abbassare i ritmi per quanto consentito dal regolamento. Scanu, Ndiaye, Di Bona ancora per il numero 9 a battere in velocità Idili, qui a venire arginata in qualche maniera dalla difesa della squadra in maglia gialla. Ultimi 10 minuti del primo tempo. Mazzitelli a riprendere il gioco, Ndiaye una finta di Piras, si torna al numero 9, poi Scanu, fischio contro l'attacco, altro pasticcio qua di Sara Scanu. Sandu, Riu, Zorda, De Murtas, Sandu batte in velocità Di Bona e c'è una grande parata di Giona che legge le intenzioni dell'ex di turno, andando a negarle la gioia del pari sul secondo palo. Scanu, Ndiaye, Di Bona, Profili, Di Bona, Ndiaye ai 10 metri, scarico per Mazzitelli, trova Varchi sui 6 metri, 9 per la squadra di Pastor. Profili dall'ala, 10-8. E 55 all'intervallo. Riu da Sandu, ora 5+1 anche per la squadra di Pastor, con Scanu che guarda la vista Domenica Satta esiliandola dall'attacco. Si aprono le maglie difensive delle leonesse. Arriva il fischio arbitrale a concedere il 7 metri al Sardegna Handball Team, rendendo vano il gol di Roberta Riu. Ora Satta comunque con la ghiotta occasione per riportare sé e le sue compagne sul -1. Rientra Furesi che prima aveva intuito il 7 metri, non sfiora neanche qua la conclusione di Domenica Satta. Siamo 10-9, Ndiaye, Mazzitelli, Canova per Profili, ancora Canova col doppio appoggio, a sorprendere rubando il tempo a Mastino. Primo gol nella partita anche per Cinzia Canova. E nuovo +2
per la squadra quest'oggi in trasferta. Zorda, Satta, ha un'occhiata in ala, poi prende la fascia centrale, va a forzare contro Canova. Terminano a terra entrambe le contendenti. 2 minuti per entrambe le duellanti. Doppia inferiorità numerica, fuori sia Satta che Canova, colpevoli di essersi allacciate dopo il fischio arbitrale. Anche 2 parole sicuramente non troppo cortesi tra le due prima di accomodarsi in panchina. 7:49 all'intervallo, 6 contro 6. Zorda da Sandu, Idili, Sandu, Zorda, De Murtas, però per Zorda, Sandu collassa verso il centro, la difesa delle Lions, fischio contro profili. 9 metri per la squadra in maglia gialla. Sandu prova a far valere la maggior rapidità nei confronti di Dibona, poi De Murtas vicino alla palla persa. Arriva il fischio arbitrale a concedere una nuova chance offensiva al Sardegna Handball Team. Sandu, Idili, Sandu, Zorda, para Sandu, sempre per Idili, palla in ala per Riu, angolo complicato di tiro. Giona le nega la gioia del gol, Idili a strappare il pallone di Aie e poi a causare il fischio arbitrale per il fallo commesso dalla stessa numero 9. De Murtas, Zorda, Sandu, pallone per Idili, sul secondo palo Fabiana Idili, quarto gol nella partita. 11-10, squadre che restano a contatto. Lions decisamente abituate a partite a scarto ridotto. Solo una delle 6 gare disputate si è conclusa con uno scarto superiore alle 3 reti tra quelle disputate dalla squadra di Florentina Pastor. Qua Scanu però avvicina la palla persa, si infuria Pastor in panchina, pallone per Dibona, forte Idili. Dibona per Mazzitelli, fermata da Riu. Altro 9 metri per le Lions. Mazzitelli, Dibona, Piras, palla persa ingenua qua per il numero 88. La Sardegna Handball Team che attacca con la possibilità di pareggiare la partita. Mattetti ci vuole vedere più chiaro, ferma la gara, 5:45 all'intervallo. Lions Sassari 11, Sardegna Handball Team 10, ci fermiamo anche noi. Cinque minuti, 30 secondi all'intervallo. Sardegna Handball Team sotto di un gol contro le Lions Sassari. Sandu, uscita dal time out un po' così per la squadra di Barbara Tetti. Palla persa e dunque vanificata la possibilità di pareggiare la partita. Nuovo attacco per la squadra che nel corso di questo primo tempo in completo quasi interamente nero sta attaccando da destra a sinistra rispetto al vostro punto di osservazione. Canova a scambiare con Dibona, Ndiaye a sfruttare lo spazio aperto dalla stessa numero 14, poi con un po' di fortuna Ndiaye si ritaglia lo spazio per il tiro. Mastino a leggere le intenzioni e a negarle il punto del 12-10. Eccola l'altra chance per pareggiare per il Sardegna Handball Team. Sandu, Zorda, sono invertiti i terzini nell'attacco di Barbara Tetti. Sandu, Zorda, finta di andare in ala, si torna da Sandu, profili vicino all'anticipo, Bucato va a creare vantaggio per l'attacco del Sardegna Handball Team che trova il modo di pareggiare col primo gol della partita di Maria Camilla De Murtas. 11 pari a 4:08 dall'intervallo. Canova, bella palla in pivot per Mazzitelli, Mastino a cavarsela in qualche maniera, Piras più reattiva sulla palla vagante, poi Dibona ad anticipare Sata, forte Sandu, allora Canova ai 6 metri arriva il fischio arbitrale che precede il tiro di Canova. Allora si riparte da Mazzitelli, Dibona, Ndiaye, Canova, Ndiaye,
Di Bona, difesa di Tetti, tutta all'interno dei 9 metri. Di Bona, Ndiaye schiacciato a terra per Mastino neutralizzare la conclusione stavolta un po' forzata della giocatrice di origini senegalesi. Zorda a ricevere da Sandu, a restituirle il pallone. Satta a coinvolgere anche Idili nell'attacco. Sandu, Zorda, De Murta Sinala, Zorda dai 9, Giona a negarle il gol. Dall'altra parte Profili, disturbata irregolarmente da Satta. 9 metri Lions, Di Bona, Ndiaye abbassa i ritmi, la giocatrice classe 1992. Scambiare con la coetanea Canova. Ndiaye, Piras, Di Bona, Canova ai 9, cambiare il tempo del tiro. Mastino la conosce e le nega il gol. Si rimane in parità. Sandu da Satta sotto l'incrocio dei pali. Domenica Satta, 12-11 per la squadra dei Tetti. Di Bona si va da Profili che non trova l'abbrivio per la conclusione, viene spedita per le terre in maniera non troppo garbata da De Murtas, il tutto a originare il 9 metri. Canova farà una presa un po' così. Ndiaye non fa di meglio. Di Bona, 1,52 all'intervallo. Canova per Ndiaye, può andare 1 contro 1 con Idili che esce forte sul numero 9 Lions. Stessa cosa fa Zorda su Canova. Di Bona a mandare al bar con una finta a Sandu, altra parata di Mastino galvanizzata, una serie di interventi importanti. D'altra parte Satta in palleggio a seminare il panico nella difesa Lions, a cercare il secondo palo, trovare il fischio arbitrale, il cartellino giallo di Profili e il 7 metri per la squadra ora in vantaggio di un gol a 1 minuto e 15 secondi dall'intervallo al Pala Santoru. Chance per il Sardegna Handball Team di portarsi sul +2. Pepe Onnis fermano il cronometro, gioco fermo per troppo tempo. Allora Satta con la palla tra le mani per portare sé e le compagne sul +2. Batte Giona, sale in cattedra domenica Satta. 6 dei 13 gol del Sardegna Handball Team portano la firma del numero 78 Di Bona. Ndiaye, Idili, lo scarico per Canova, ben letto da Satta che avanza in palleggio, palla schiacciata a terra un po' ambiziosa per Sandu che non capisce le intenzioni della compagna, si scusa con il miglior marcatore della partita. Ora Lions da Canova per Mazzitelli, palla persa per la squadra di Pasto, l'apertura rapida di contropiede di Mastino, contro palla persa e allora Giona a ragionare un po'. Di Bona, Canova, ultimi 26 secondi di primo tempo. Ndiaye da Piras, scivola bene Riu. Ndiaye da Di Bona. Canova a gestire l'ultimo attacco del primo tempo per le Lions. Ndiaye, Di Bona, Piras, Di Bona, Ndiaye si cambia a fronte dell'attacco. Canova, 3 secondi per tirare. Ndiaye ai 10 metri deve forzare il tiro e chiude il primo tempo con un gran gol. E questa l'ultima giocata dei primi 30 minuti del Pala Santoru. Prima frazione che va in archivio con il Sardegna Handball Team in vantaggio, 13-12 il punteggio della stracittadina sassarese, valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie A2 femminile Girone A. Noi ci prendiamo una piccola pausa, ci risentiamo tra circa 10 minuti per il secondo tempo della sfida. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio! Lo sport è la tua passione?
Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Amici di Directa Sport, di nuovo in diretta live dal Pala Sant'Olio di Sassari. Sta per iniziare il secondo tempo della sfida tra Sardegna Handball Team e Lions Sassari. È la strada cittadina valevole per la settima giornata del campionato di Serie A2 di pallamano femminile girone A, prima frazione andata in archivio con la formazione di Barbara Tetti avanti nel punteggio per 13-12, miglior marcatrice della sfida Domenica Satta a quota 6. Le altre reti della formazione in maglia gialla sono state firmate da Fabiana Idili, protagonista con un poker di realizzazioni, un gol a testa per De Murtas, Sandu e Zorda. In casa Lions 3 reti per Cristina Piras, 2 a testa per Mastitelli, Profili, Ndiaye e Unida. Anzi è Di Bona, scusate, è un gol per Cinzia Canova. Inizia con una palla persa per la squadra di Pastor il secondo tempo. Lions che erano partite meglio nella fase embrionale della gara, poi Sardegna Handball Team ha pian piano preso le misure, ricucito lo strappo ed è riuscita a portarsi avanti nel finale di frazione. Satta in 9 per Sandu, tra le gambe di Giona, Ramona Sandu. Primo gol della ripresa per la formazione che nel corso di questo secondo tempo sta attaccando a destra e a sinistra rispetto al vostro punto di osservazione. Canova a battere Sandu, Sata va ad arginarla. Arriva il fischio arbitrale, i fischietti che stanno dirigendo la sfida sono quelli di Carmen Onnis e Andrea Pepe. Ndiaye Canova, Di Bona, una finta a saltare il secco Zorda. Frazione di passi per il numero 17, per niente convinta della bontà della decisione arbitrale. Dall'altra parte Satta, Giona a negare il +3 al Sardegna Handball Team, a far ripartire l'attacco delle sue compagne. Ndiaye da Di Bona, un giro sul perno, Zorda è battuta, Di Bona con l'aiuto della traversa a battere Mastino. 2 minuti per Piera Zorda. Mastino che è rimasta tra i pali del Sardegna Handball Team dopo aver sostituito egregiamente Laura Piu nella seconda parte del primo tempo. 14-13 per la squadra con la palla in mano. Sandu, De Murtas, Sandu gestire il ritmo anche vista l'inferiorità numerica. Sandu da De Murtas, ancora Sandu a battere Canova in rapita, costretta all'irregolarità. La giocatrice classe 1992. Pepe a ristabilire le distanze prima della ripresa del gioco. Sandu da Satta con la mano sinistra per De Murtas e controlla la sfera con un piede dentro l'area dei 6 metri, motivo per cui c'è una nuova chance offensiva per le leonesse sassaresi di Florentina Pastor. Qua Ndiaye ad allacciarsi con Fabiana Idili, 9 metri Lions. 27 minuti al termine della partita, si ferma il cronometro al Pala Sant'Olio. Valeria Mastitelli deve allacciarsi le scarpe. Di Bona, Ndiaye, Di Bona, Canova, si muove Mastitelli sui 6 metri. Di Bona, Ndiaye, Piras apertissima in ala sinistra, Ndiaye prende la fascia centrale, poi consegna il pallone a Di Bona, fermata da Idili. Mastitelli a rimettere il pallone in gioco dai 9. Ndiaye, Di Bona, Canova. Di Bona, ribaltamento in ala per Piras che non trova l'abbrivio per la conclusione. Va il fischio contro l'attacco, riparte il Sardegna Handball Team. Satta in proprio, finta di andare da De Murtas e trova il fondo della rete. 15-13 dall'altra parte, Profili. Non c'è un attimo di pausa
alla Pala Santoru, botta e risposta, Sata da una parte, Profili dall'altra. Le meno giovani in campo a realizzare un gol per parte. Sandu, Idili, Sandu, un'occhiata a Satta, anticipata da Piras, allora si torna dal numero 5 e forza la conclusione. Genoa non ha problemi a disinnescarla. Dibona, Canova, Dibona, Diaye ai 9, rischia il pasticcio, lo completa regalando palla al Sardegna Handball Team che perfeziona il recupero. Moriru, no look, Satta da Sandu sul secondo palo, la giocata di Domenica Satta a propiziare il terzo gol nella partita di Ramona Sandu. 16-14, Dibona, Diaye, un palleggio e via da Piras. Diaye, Dibona, Canova, Diaye, una finta, prova a saltare Idili, altro pasticcio dell'attacco della squadra di Pastor. Sata per Idili dai 10 a forzare, provare ad azzannare la partita, un po' esagerata, così come l'apertura di Dibona anticipata da Satta che si infila. Dibona con la paratona con la gamba sinistra e Scano a toccare dentro i 6 metri. Si riparte dai 9, dalle mani di Ramona Sandu. Satta i 10, una finta a far saltare Dibona. Il fischio contro la difesa, rimane a terra Cinzia Canova, se la vista non ci inganna. E si rialza dopo la botta subita. Vuole ben altro per abbattere il 14 di Pastor. Sandu da Satta, finta di andare in ala, poi cerca la palla in un secondo momento, volta arriva l'errore a parte del numero 78 Canova. Bella palla per Mazzitelli sui 6 metri a trovare il primo palo, Valeria Mazzitelli. 16-15, si prosegue senza neanche un attimo per rifiatare. Zorda, Sandu, Satta, Idili, Satta, Riu, Sandu, il solito blitz di Piras che costringe ad andare in ala da Idili. Sandu, Satta ancora per Sandu e prova a infilarsi, collassa bene la coppia Canova-Mazzitelli. Sandu a provare a battere Dibona con la buona posizione difensiva. Dall'altra parte l'apertura per Profili, arriva il fischio contro De Murtas. 2 minuti per il numero 2, la squadra in maglia gialla. 7 metri decretato dal duo arbitrale e per Dibona la possibilità a cronometro fermo di riportare la sfida in parità. Partita equilibrata fin qui, così come all'andata, quando le Lions si imposero con il punteggio di 21-20. Dibona contro Mastino, fischiano gli arbitri, va Dibona, 16 pari. Zorda, Satta, Idili, Satta, Sandu, Zorda, non riesce a battere Mazzitelli, allora torna da Sandu e regala il pallone a Piras. Scanu, ancora per il suo 88, Dibona, in ala c'è Profili, perde un tempo di gioco Dibona e Profili fermata da Riu. 9 metri Lions, Mazzitelli di Canova, Dibona, Diaye. A mischiare le carte in difesa Barbara Tetti, poi si rimette 5-0. Diaye, Dibona con spazio per prendere la rincorsa e insaccare sotto la traversa della porta difesa da Marianna Mastino. C'è la quota 5 Giulia Dibona. Lions di nuovo in vantaggio. Sandu, Satta, Idili, Satta, Sandu, Zorda, Sandu, si muove Satta e si apre in ala
Zorda ai 9 metri a battere il muro Lions e battere anche Martina Giona. Nuova parità, non la prima e probabilmente non l'ultima del derby. Canova, Dibona, Dandiaye, Canova, circolazione perimetrale tra centrale e terzini, Dibona da Canova, una finta, Mastino a negarle la gioia del gol. Si riparte dalle mani di una delle ex di turno, estremo difensore con il numero 33. Sta meritando ogni minuto concesso da Barbara Tetti in questo derby. Zorda, Sandu, anticipo abituale ormai di Piras su Satta. Zorda, Sandu, un'occhiata in ala, Sandu poi prova a fare tutto da sola, cerca lo scarico per Idili, palla recuperata dalle Lions, apertura di contropiede per Profili, tra le gambe di Mastino, Laura Profili a far valere tutto il mestiere di cui è padrona. 18-17 per chi difende. Satta, Idili, Satta, Zorda, Satta, Sandu, ancora per il miglior realizzatore della squadra di Tetti, palla recuperata da Profili, Mazzitelli, Canova, da Dibona, Satta a strapparle il pallone, l'irregolarità della difesa, Piras dall'ala con un angolo complicatissimo a cogliere lo spigolo dell'incrocio dei pali, poi Canova a impedire la ripartenza di De Murtas. Battibecco tra Canova e De Murtas, ci sono 2 minuti per il numero 14. Dunque ora 120 secondi di superiorità numerica per la squadra con la palla in mano. Zorda, Sandu a varcare la linea mediana, Zorda ancora, Idili da una parte, De Murtas dall'altra sulle ali, Satta, bella palla senza guardare per Roberta Riu, difesa Lions che casca nella finta, pari 18, Dibona dall'altra parte, Zorda a recuperare il pallone, contropiede Sardegna Handball Team, Zorda contro Giona a trovare il secondo palo, 2-0 fulmineo per il Sardegna Handball Team, 19-18 per la squadra quest'oggi in casa. Dibona, Scanu, Dibona, Diaye, Rio a negare la ricezione a Piras, allora si va da Scanu, ai 10 metri Profili, Dibona, Dandiaye, pasticcio del numero 9, poi c'è il tocco con il piede di Idili, motivo per cui il possesso sarà ancora per le ragazze quasi tutte in nero. Quest'oggi Dibona sul secondo palo, come se non ci fosse il muro. Gol numero 6 per il numero 17, miglior marcatrice Lions. Sandu, Zorda, Sandu 19 pari, Sandu a cercare Riu, una palla un po' prevedibile, a recuperare quella vagante, a trovare il fondo della rete. Segna Ramona Sandu, 20-19, ritmi forsennati al Pala Santoru. Dibona, Scanu, Profili, Dibona costretta da Sandu a ricevere lontanissimo dai 9 metri, Dibona per Mazzitelli, Diaye, contro fischio contro l'attacco, a rettificare la posizione da cui deve riprendere la partita. Sandu, Zorda, Sandu, Satta, Sandu, Zorda, ora per il numero 13, pallone per Riu, fischio contro la difesa, Riu salvata in questo caso
l'ossigeno donato al fischietto da Pepe Onnis. Palla recuperata da Profili che può correre in contropiede. Sata ad ampie falcate a impedire la conclusione facile al tu per tu. Mastino, palla già rimessa in gioco da Di Bona. Fischiano gli arbitri. 17 e 7 secondi al termine, avanti il Sardegna Handball Team 20-19 quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto di partita. Diaye da Di Bona, Diaye con la presa difettosa, qui a scontrarsi con Canova, rischiano di farsi molto male le due giocatrici Lions. Di Bona arginata da Sata in qualche maniera, si fa in ala da Piras, Sata a centimetri dalla palla recuperata, poi in ala per Canova che testa i 6 metri, anzi no, partita fermata da Pastor, se non abbiamo mal interpretato la segnalazione arbitrale. Così è, 16:42 all'intervallo, Sardegna Handball Team 20, Lions Sassari 19, ci fermiamo anche noi. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Dai 65 anni in poi la vaccinazione contro l'influenza è gratuita. Chiedi al tuo medico. Visita il sito vaccinarsiinsardegna.org. Di nuovo in diretta dal Pala Santoro, ultimi 16 minuti e 42 secondi del derby tra Sardegna Handball Team e Lions Sassari, valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie A2 di pallamano femminile. Girone A guida la squadra di Barbara Teti, 20-19 il punteggio di una gara fin qui equilibratissima e che verosimilmente proseguirà su questi binari da qui fino alla sirena finale. Andiamo a vedere come la squadra di Pastor esce dal time out. Altro pasticcio di Scanu, troppi errori per il numero 5, anche se stavolta non paga dazio la squadra di Pastor, che si vede di nuovo omaggiata del possesso. Profili per Mastitelli, fermata da De Murtas, fischiano gli arbitri, gol valido quello di Valeria Mastitelli, parità quota 20, quarta rete personale per il pivot classe 2002. Sandu, Zorda, palla prevenibile per De Murtas che poi è costretta a commettere fallo su Profili per impedire contropiede semplice alla squadra di Pastor. Scanu contro Satta, la ostacola in maniera regolare, avanza in palleggio, il pallone per Idili ai 6 metri, Fabiana Idili, 21-20, griffato, numero 5, Di Bona, Canova, Profili, Canova, Scanu, Di Bona, Scanu, ai 10, forza il passaggio per Di Bona, poi si infila il numero 17, Mastino a respingere, raccoglie la carambola Profili dai 6 metri, fermata fallosamente dalla difesa del Sardegna Handball Team. Si riparte da Mastitelli, Canova, Scanu, Di Bona, Idili, provare a fermarla, poi ci pensa Satta con le maniere forti e va il consulto arbitrale. 2 minuti per Domenica Satta, questa è la decisione dopo il consulto di Pepe Onnis. Cartellino rosso per Domenica Satta. Decisione che potrebbe orientare la partita, con il Sardegna Handball Team che perde il proprio miglior marcatore, reo di aver protestato in maniera troppo energica
nei confronti del duo arbitrale composto da Pepe Onnis. Sata ora sconsolata, va a prendere posto in tribuna, postazione da cui osserverà gli ultimi 14:40 della partita. Mastino a dare una scossa e a neutralizzare il 7 metri di Dibona. Zorda, Sandu, Idili, Ryu, Idili, Sandu, Zorda, ancora per il numero 13, Idili, Sandu ai 9, pensa al tiro, poi sceglie di nuovo Zorda e cerca il secondo palo, trova le mani di Giona. Dibona Canova, Dibona a giostrare l'attacco, Lions, Scanu, Canova, Dibona, Scanu, Piras taglia sui 6 metri, Scanu, Canova va a cambiare il tempo del tiro, non trova la porta di Mastino, Idili, Ryu, Sandu, Zorda, si muove qualcosa nella panchina Lions, Idili, Sandu, ancora per Idili che prova a infilarsi tra le maglie difensive, Scanu con la buona posizione difensiva a prendere lo sfondamento. Punteggio che rimane di 21-20, 13 minuti e altrettanti secondi alla sirena finale qui al Palasantoru. Dibona, Scanu, Canova, Dibona, Scanu, Piras accompagnata all'uscita da Ryu, Dibona torna dal suo 88. Piras a forzare la conclusione, non c'è fischio arbitrale, Mastino con la parata non più complicata della sua partita. Sandu, Zorda, 12:40 al termine, entra Pintus in casa Sardegna Handball Team, va a posizionarsi sull'ala destra, Sandu da Ryu, ecco il capitano toccare il primo pallone della sfida, provare il ribaltamento per De Murtas, 12:31 al termine, si ferma la partita al Palasantoru, a terra una giocatrice del Sardegna Handball Team richiamato a trampicenni il personale del 118, insomma parecchio dolorante la giocatrice di Barbara Tetti. 12:31 alla sirena finale, guida il Sardegna Handball Team, 21-20 il punteggio parziale dal Palasantoru. Ad approfittare di questa pausa per ricordarvi quelle che sono le altre due sfide che vanno a completare la 7ª giornata del girone A del campionato di Serie A2 di pallamano, che vedrà pallamano femminile, che vedrà impegnate Ferrarina ed Ossobuono e Cassano Magnago contro Leonessa Brescia. Tanto si rialza Roberta Riu, per lei probabilmente un guaio muscolare. Chiaramente non siamo in grado di regalarvi una diagnosi neanche lontanamente corretta, sta il fatto che Roberta Riu si sia rialzata e abbia abbandonato il terreno di gioco con le proprie gambe è sicuramente consolante per lei, per le sue compagne, ma anche per la partita. Vedremo se sarà in grado di rientrare. Entrata, ha debuttato anch'essa nella sfida il numero 20 Marta Marras, ex Dinardo. Scanu ai 9 per Dibona, si va in ala da Profili che batte Mastino. Laura Profili a restituire la parità alla sua squadra, 21 pari. Idili da Sandu, Zorda, De Murtas, Zorda, Sandu, Idili, Sandu, Zorda, De Murtas, Sandu, bella palla per Zorda sui 6 metri, però invade. Palla persa Sardegna Handball Team in un attacco che comunque era stato ben congegnato dalla squadra quest'oggi in casa.
fischio contro Di Bona, apertura di contropiede troppo rapida da parte di Sandu, troppa fretta qui da parte del numero 13. Il nuovo attacco Lions, Di Bona Canova, Scanu, Di Bona, Piras, Di Bona, Canova, Scanu, Di Bona, Piras, ancora Di Bona ai 9 metri, prova a lasciarla lì per Mazzitelli, palla persa, corre il Sardegna Handball Team, Sandu per De Murtas, dai 6 metri, Maria Camilla De Murtas a restituire il vantaggio alla squadra in maglia gialla. Dall'altra parte fischio contro Marras, Mazzitelli a far ripartire l'azione delle Lions, Scanu da centrale, Canova, Scanu, Di Bona, anticipo di Sandu, Di Bona prova ad andare 1 contro 1 contro Idili, trova il fischio che le sorride. Di Bona, Scanu, Canova, Scanu, ultimi 10 minuti di partita, Canova, Di Bona ai 10 metri, mette palla per terra, cerca Mazzitelli, fermata da Marras, ancora possesso Lions, profili, Canova, Scanu, Di Bona prova a prendere la rincorsa per mettersi in ritmo, collassano in 3 sul numero 17, profili a rimettere palla in gioco dai 9, Di Bona, Mastino a leggere le intenzioni, Sandu, Idili, Sandu, Zorda, Sardegna Handball Team che ha reagito alla grande all'espulsione di Domenica Satta, non andando sotto. Idili, Sandu ai 9, spalo, sfortunata qua la conclusione del numero 13. Lions che attaccano con la possibilità di pareggiare. Di Bona per Scanu, fermata da Idili, ha rischiato un'altra infrazione, qui sarà Scanu e qua pasticcia al momento di controllare il pallone. Di Bona sarà dal classe 2003, scambiare ancora con Canova. Di Bona ai 9, Canova, Mastino tocca ma non controlla, 22 pari, gol di Cinzia Canova. D'altra parte Idili ad agganciarsi con Cristina Piras. 2 minuti per il numero 88, questa è la decisione arbitrale, derby che si sta scaldando nel finale, 8:25 al termine, 22 pari al Pala Santoru. 120 secondi di superiorità numerica per la squadra con la palla in mano. Sandu, Zorda, Sandu, Idili, Sandu, Zorda, si infila tra le maglie difensive Giona a negarle il gol e raccogliere la sua stessa respinta e far ripartire le sue compagne dopo il fischio arbitrale. Di Bona, passare la linea mediana, Canova, profili, Canova, Di Bona, Scanu, Di Bona, Canova, 7:47, 22 pari. Scanu si fa vedere Mazzitelli, Scanu sta con lei Pintus, Canova, Scanu da Di Bona che cerca di sorprendere Mastino, palla al lato, Idili, Sandu, Idili, Sandu, Zorda, un'occhiata a De Murtas, si torna per vie centrali, Zorda, ribaltamento per Idili, cerca il tiro, trova solo la traversa, oltretutto la parte alta della stessa. Canova, Di Bona, Scanu, Di Bona, Canova, Di Bona,
Canova ai 10, prova a battere Marras, fischio contro la difesa. Canova, Dibona, Scanu ai 10, Dibona, alto, da Mastino, da Zorda a Sandu, si ferma la partita al Pala Sant'Oro, 6:30 al termine, Lions 22, Sardegna Handball Team 22, piccola pausa anche per noi. Ultime fasi palpitanti e concitate della stracittadina sassarese, settima giornata del campionato di Serie A2 di pallamano femminile girone A, si affrontano al Pala Sant'Oro Sardegna Handball Team e Lions Sassari. Mini supplementare, se così possiamo dire, di 6 minuti e 30 per capire se una tra le due contendenti porterà a casa i 2 punti. Sardegna Handball Team che deve rinunciare da qualche minuto a Domenica Satta, espulsa dal duo arbitrale composta da Pepe Onnis. Idili in ala a cercare Ganga, palla persa sanguinosa per la squadra di Barbara Tetti. Canova, Dibona, Scanu torna dal suo numero 17, miglior realizzatrice in casa Lions a quota 6. Piras ancora per Dibona che batte secco Zorda e trova il secondo palo battendo Marianna Mastino. Torna a segnare Giulia Dibona, nuovo vantaggio Lions. Idili, Sandu, Zorda, si muove sui 6 metri Marras. Idili, Sandu, prova a battere Canova, ci riesce, l'aiuto di Dibona è falloso. Si riparte dai 9 e da Marras. Sandu, Idili, Ganga, Idili, profili a negare la ricezione a Sandu, l'anticipo di Mastitelli, e però non riesce a tenere il pallone in campo. Vicinissima alla palla persa l'attacco del Sardegna Handball Team. Sandu da Zorda ai 9 metri, si torna indietro da Sandu per vie centrali. Idili sul fronte destro, poi Sandu cerca uno spazio che non c'è per servire Marras. Il fischio arbitrale le sorride. Zorda ancora da Sandu. Ganga prova a battere il duo difensivo composto da Piras e Scanu, e trova con la forza di volontà il gol della parità, quota 23. Primo gol nella partita per Enrica Ganga. Le parità, quota 23. Dibona, Canova, palla persa per l'attacco Lions. Idili, Sandu, Zorda, Sandu, Idili. Sale l'incitamento del Pala Sant'Oro, pubblico partecipativo quest'oggi presente al Pala Sant'Oro. Fermata Sandu, Marras ancora dall'ex di turno. Zorda, Sandu da Zorda ai 9 metri, forza la conclusione, paragiona, si fa vedere i profili, Giona non se la sente, abbassa i ritmi. Canova Dibona, alla sporcata la difesa, Mastino, grande palla per Sandu col pallonetto, un bacino alla traversa e Ramona Sandu firma il gol del vantaggio del Sardegna Handball Team. 24-23, Dibona dall'altra parte a riequilibrare il punteggio. Non c'è un attimo di tregua al Pala Sant'Oro. De Murtas, Zorda, Sandu, Idili, 180 secondi al termine. Sandu cerca Riu, recupera palla la squadra di Pastor che corre con profili, rischia il pasticcio in palleggio, poi viene fermato da De Murtas. Rimane a terra il numero 2 Pepe, rimane a terra il numero 8 Pepe, la invita a non esasperare un contatto in maniera eccessiva.
Dibona, Canova, Dibona, Scanu, Dibona, prende i 9 metri, esce forte Idili, Dibona si fa un baffo della pressione della difesa avversaria, trova il secondo palo, il gol numero 9 della sua partita, il 25 di squadra per la compagine di Pastor. Tetti vuole vederci più chiaro, ferma la partita sotto di un gol, 2:18 al termine, ci fermiamo anche noi. Rientrano in campo Sardegna Handball Team e Lions Sassari, ultimi 2 minuti e 18 secondi dal Pala Santoro avanti. La squadra di Pastor per 25-24, ennesimo finale punto a punto per la squadra ora in difesa. Sandu, Idili, Sandu, Zorda ai 10, Sandu, palla persa, Profili va a correre in contropiede, rinviene Sandu, Profili trova Scanu che batte Mastino e trova il momento migliore per sbloccare il proprio bottino personale. 26-24 Lions, De Murtas, Zorda, 100 secondi al termine, Idili, Ganga, Idili, Sandu si infila tra Dibona e Canova, rinviene il 14, a negarle una conclusione facile. Zorda, Sardegna Handball Team è quasi obbligato a trovare il gol, Profili a stendere Sandu. Zorda, Sandu, finta di tiro dai 10, ancora Canova, palla persa Sardegna Handball Team, probabilmente mette la parola fine alla speranza della squadra di Tetti di riequilibrare la contesa. Dibona, Scanu, Dibona, Canova, Profili, si fa vedere Mazzitelli, Lions a gestire e a giocare un po' col cronometro, Scanu a infilarsi tra le maglie difensive. Arbitri che fermano la partita, 40 secondi al termine. 2 gol di vantaggio per la squadra di Pastor. Si ferma anche la partita, noi a ricordarvi i marcatori della sfida: 9 reti in casa Lions per Giulia Dibona, 4 a testa per Mazzitelli e Profili, 3 gol per Pidas, 2 a testa per Ndiaye Canova, 1 per Sarascano, arrivato nel momento cruciale della gara. Per quello che riguarda il Sardegna Handball Team, 7 reti di Domenica Sata, che però da qualche minuto non fa più parte della sfida, espulsa dagli arbitri. 5 gol ciascuno per Idili e Sandu, 3 le reti di Zorda, 2 quelle di De Murtas e 1 gol per Roberta Riu. 40 secondi e 2 gol di vantaggio da gestire per le Lions, che vogliono tornare alla vittoria allungando la striscia positiva dopo l'affermazione contro Cassano Magnago, che era arrivata successivamente alla sconfitta interna contro Dossobuono. E qui Valeria Mazzitelli a mettere la parola fine al derby. 27-24 Lions, ed è questa anche la partita in cui la squadra in maglia nera ha segnato più gol nel corso di questo campionato. Lions che sono contemporaneamente il peggior attacco e la miglior difesa del girone. Ultimo attacco per la squadra di Tetti, Dibona a sporcare il possesso, 2 secondi al termine, non c'è tempo per l'ultimo tiro di Profili, suona la sirena al Pala Santoro. Lions Sassari 27, Sardegna Handball Team 24, questo il responso finale dal parquet sassarese, squadra di Pastor che si aggiudica il derby turritano valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie A2 di pallamano femminile girone A. Con questi 2 punti le Lions salgono a quota 10, Sardegna che rimane a quota 4. Io ringrazio Simone Satta per le preziose immagini che ci hanno raccontato questa sfida. Vi ricordo per l'ultima volta il risultato finale dal Pala Santoro di Sassari: Sardegna Handball Team 24, Lions Sassari 27. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.